A fronte di circa 50.000 posti, i detenuti in questo momento sono più di 60.000, 60.002 per la precisione dei dati che puntualmente il Ministero della Giustizia ci fornisce ogni mese. Naturalmente il sovraffollamento crea delle problematiche perché strutture che non sempre sono adeguate, qualche volta sono addirittura vecchie per non dire fatiscenti, le docce non sono in condizioni idonee, i servizi igienici in alcune carceri sono decisamente difficili da immaginare, da tollerare, creano oggettivamente un disagio, che è un disagio inutilmente afflittivo, nel senso che si potrebbe recuperare. Nel Veneto, badi bene, ci sono poi anche alcune situazioni che sono di eccellenza. Sul lavoro abbiamo una percentuale che non è tra le più basse del territorio nazionale. Il polo universitario sostanzialmente quest'anno a Padova ha 45 iscritti, non sono pochi, cioè ci sono degli elementi di fiducia su cui aggregare, su cui poter poi intervenire. Le soluzioni quali possono essere? Le soluzioni sono in parte nelle mani della politica, non possiamo non nasconderci da questo punto di vista, ma sostanzialmente l'importante è di avere un progetto carcerario. Il progetto sul carcere non può che tenere conto di quanto la Costituzione prevede. La Costituzione prevede, così come è scritto nell'articolo 27 e anche nell'articolo 2, là dove si dice che si riconoscono i diritti inviolabili e la dignità dei soggetti, il carcere non può venire meno al riconoscimento della dignità di questi soggetti e quindi bisogna operare per fare in modo che le pene, non solo la pena, le pene siano il più possibile orientate al reinserimento sociale e alla rieducazione. Qui gli strumenti devono essere quelli che a questo tendono e bisogna anche tenere presente che il territorio è molto importante nel creare le occasioni di reinserimento.